Stasera faremo la seconda parte con l'ingegner Massimo Rassu del nostro viaggio per la Sardegna, per le coste sarde, esaminando le torri costiere. La volta scorsa avevamo fatto da Cagliari tutta la costa sud, siamo arrivati a Sant'Antioco, poi siamo risaliti per Oristano, per Bosa, siamo arrivati ad Alghero, a Stintino, e erano le 8:15 e quindi abbiamo detto non riusciamo a fare tutta la Sardegna perché ci vorrebbe un'altra ora e mezza, e quindi abbiamo rimandato a oggi. Massimo è stato così gentile da dare la sua disponibilità, e quindi oggi faremo le torri costiere della costa settentrionale e della costa orientale, credo fino a Villa Simius. Fino a Cagliari. Ah, fino a Cagliari, quindi rientreremo fino a Cagliari. La parola all'ingegner Rassu e buona serata a tutti quanti. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Proseguiamo appunto. Stavo dicendo la scorsa volta. Allora riprendiamo con la torre della Pelosa. La spiaggia della Pelosa è conosciutissima, è dominata da questa torre che è all'estremità nord della Nurra, su uno scoglio. È una torre de armas, cioè una torre dotata di cannoni. Bella, possente, molto interessante. Si può vedere l'ingresso del boccaporto, quindi all'altezza del primo piano, apposta per dominare tra la Sardegna e l'isola della Sinara. C'è un'isoletta intermedia che è l'isola piana, dove anche lì ci sta una torre, e questo stretto tra l'isola di Sardegna, l'isola madre e l'isola Sinara era un passaggio obbligato, così come un passaggio obbligato le bocche di Bonifacio. Quindi partendo dal porto di Torres e dovendo andare con la nave verso Alghero o verso la Catalogna, le Baleari, bisogna assolutamente passare in questo stretto. Ne approfittavano le galee barbaresche per appostarsi e catturare le navi commerciali. Quindi nei punti di possibile attacco venivano costruite le torri. Queste erano dotate anche di armi da fuoco. La torre successiva è la torre appunto dell'isola piana, che dicevo l'isoletta intermedia tra la Sinara e Stintino. Questa è una delle torri più antiche, perché è della prima metà del 500, e lo si nota, infatti qui nella foto non si nota bene, però ci sono delle cannoniere a livello intermedio. Sono appunto delle troniere, ossia delle cannoniere ricavate all'interno del corpo della torre, così come nella torre che abbiamo visto di Bosa e nella torre grande di Oristano. Quindi anche torre progettata probabilmente da ingegneri o architetti spagnoli, come tutte quelle della prima metà del 500. Andiamo a nord, siamo nell'isola Sinara, ci sono tutta una serie, ci sono 3 torri costiere nel lato orientale dell'isola, una torre di Trabucado, di Cala d'Oliva, di Cala d'Arena, e il castellaccio di Fornelio di Barbarossa, che qui non ho messo. Queste 3 torri di Trabucado, Cala d'Oliva e Cala d'Arena furono costruite tra il 1606 e il 1610 da un maestro costruttore di nome Gerolamo Accarta, quindi un sardo. Come dicevo l'altra volta, le torri vengono erroneamente chiamate torri aragonesi, torri spagnole, alcuni le chiamano anche torri barbaresche, in realtà sono torri sarde, non solo perché stanno in Sardegna, non solo perché le maestranze costruttori erano sardi, in ogni caso, anche quando i progettisti erano esterni all'isola, ma in questo caso anche
il progettista era un sardo, appunto Gerolamo Carta. La torre in Cala d'Oliva, sempre nell'isola Zenana, sempre nel lato orientale. Non sono mai state ristrutturate queste, vero? Sino alla prima metà dell'Ottocento sì, cioè finché era ancora in piedi la reale amministrazione delle torri, che viene soppressa nel 1842. Bisogna vedere, io non mi ricordo esattamente la storia di tutte queste torri. Nel caso della torre dell'Isola Piana è stata utilizzata sino a un recente passato, ma non so sin quando, quindi sicuramente sino alla prima metà del Novecento, come caserma della Guardia di Finanza. Infatti è chiamato Torre dell'Isola Piana o Torre della Finanza. Molte altre torri sono state usate. Sì, insieme ad altre torri, Tantissime. per il controllo del contrabbando. In territorio istintino, quindi siamo ritornati nella Sardegna, terraferma, a guardia della salina, delle saline di Stintino c'è la torre delle Saline, o torre Salinas. Anche questa torre dotata di armi, quindi torre di difesa, a guardia delle saline che furono sempre coltivate almeno dal 1400, che tra l'altro erano saline demaniali, quindi dello Stato. Nel porto di Porto Torres c'è questa torre, è una torre ottagonale ed è la torre più antica insieme a quella di Sant'Elia. Questa torre fu costruita nel 1325 dall'ammiraglio aragonese che da Cagliari si spostò sulla costa, prima sulla costa orientale, conquistando i vari castelli pisani, e poi da lì spostò quindi all'attuale Porto Torres ed edificò l'ammiraglio che era Francesco Carroz, padre di Berengario, e fece costruire questa torre a pianta ottagonale. Sì, prego? L'unica, sì, a pianta ottagonale, ripeto, questa si può dire veramente, questa è la torre aragonese. Ha subito una trentina di anni fa questo restauro terribile perché era a pietra vista, è stata restaurata a matta di cemento. Bellissimo, complimenti. E complimenti alla sovrintendenza del parere. Questa è la torre di Abbacurrente come era prima dei restauri. Adesso è una specie di cilindro tondo. Questa non era una torre di difesa, era una semplice torre speculatoria, una torre di guardia. Si è messa quasi sul mare e serviva più che altro sia per dare l'allarme ai centri abitati che c'erano dietro, stiamo parlando di Sorso e Sennori, e naturalmente anche a Sassari, sia per continuare la trasmissione dei segnali. Come dicevo, le varie torri erano collegate visivamente tra di loro in maniera tale da poter creare un sistema semaforico di trasmissione dell'allarme. Una torre vedeva per prima l'avvicinarsi o la presenza di corsari barbareschi o di navi di corsari barbareschi e dava l'allarme con segnali luminosi o di fumo. Le torri limitrofe attigue a loro volta trasmettevano il segnale alle torri ancora più lontane, in maniera tale che l'allarme si diffondesse in tutta la zona, anche per chilometri, in maniera tale da poter avvisare la popolazione, potersi ritirare verso l'interno, oppure i vanacelli, le compagnie di guardie corrispondenti alle quali i vanacelli potessero organizzare una
se non proprio una difesa, almeno un sistema di respinta. sì, per spingere eventuali sbarchi. Nel porto di Casselsardo c'è la torre di Frigiano, che è simile alla precedente, i cilindri, prego? Di Frigiano. Frusiane, Fresiane, Frigiano, eccetera. E anche questa è una torre di semplice guardia, perché una parte del porto di Frigiano, che è alla foce di un fiume, non è ben visibile dalla fortezza. Come vedete sullo sfondo si vede la fortezza di Casselsardo, che era dotata anche questa di cannoni. Casselsardo, come Alghero, come Cagliari, era una delle 3 piazze fortificate, quindi piazze, quindi città fortificate della Sardegna. Le uniche 3 dotate di fortificazioni bastionate e di cannoni. Andiamo oltre, arriviamo alla torre di Vignola. Adesso siamo in territorio di Agliento, quindi siamo in Gallura. Questa è una torre di difesa, quindi dotata di cannoni, però notiamo sul lato destro, vediamo questa scala che chiaramente non apparteneva all'impianto della torre. La presenza della scala fa capire che la torre è stata riutilizzata in seguito, dopo la dismissione del 1842. Probabilmente anche questa è diventata una caserma della Guardia di Finanza, oppure potrebbe essere diventata anche in epoca, durante la seconda guerra mondiale, poteva far parte, come quasi tutte le torri costiere, del sistema di avvistamento per antisbarco. Un sistema che poi fallì completamente, perché gli americani sbarcarono una settimana dopo l'armistizio, quando i tedeschi si erano già andati via. E arriviamo, saltiamo alla torre dell'Isola Rossa, saltiamo anche la torre di Capotesta, che non c'è rimasto pressoché nulla, giusto il basamento, e arriviamo a Santa Teresa di Gallura, dove a 1 chilometro a nord, sulla punta, c'è la torre di Longonsardo. Longonsardo è il nome di un centro abitato medievale che stava nel fiordo dove oggi è edificata Santa Teresa. Anche qui vedete c'è una scala, la scala è moderna. Questa era una torre dotata di cannoni, doveva difendere appunto il fiordo di l'insenatura di Poltu Quattu, si chiama così il porto di Longonsardo, quindi il porto di Santa Teresa, che in epoca medievale era difeso da un castello appunto di Longonsardo, una città fortificata costruita dai giudici d'Arborea nella prima metà del 1300 e poi dismessa poco meno di 100 anni dopo. La torre è stata anche questa restaurata, sì, però non restaurata bene, hanno lasciato la pietra vista, anche se in realtà tutte le torri erano cosiddette passate in paletta, cioè erano intornacate con matta di calce. Bella grande, è una delle più grandi torri costiere dell'isola. Facciamo adesso un lungo salto, arriviamo in territorio di Posada, perché tutta la costa della Gallura sino appunto alle baronie non era dotata di fortificazioni. Come mai? Perché tutta la Gallura era pressoché disabitata. Viene ricordata una torre a Olbia, all'epoca chiamata Terranova, che però la città di Olbia Terranova viene devastata da un attacco corsaro, non sbaglio nel 1527, se non sbaglio, potrebbe essere anche dopo, dal 1543. Dal corsaro, se non sbaglio, Dragut.
Teniamo conto che molte di queste torri furono costruite su richiesta delle popolazioni locali. Tutta la costa tra Posada e Castelsardo era completamente disabitata, erano abitati i paesi dell'interno, quindi esistevano ancora Calangianus, il Tempio, Pausania, i centri abitati che stavano appunto proprio all'interno, tutto attorno era spopolato, quindi non c'era una vera e propria richiesta di fortificazioni. Tutti i centri abitati che noi conosciamo, Santa Teresa viene fondata nel 1802, dedicata alla regina, la moglie del re di Sardegna, insomma di Carlo Alberto, o Carlo Felice. Arzachena, Aggius, Vignola, Isola Rossa, la Maddalena, sono tutte, la Maddalena è fondata nel 1767, ma tutte le altre, tutti gli altri centri abitati nascono nel 1800, quando finiscono le corse. Innanzitutto esiste il sistema delle isole intermedie, cioè della Maddalena, che vengono fortificate, come dico poi in quel libro che avete visto prima, vengono fortificate, l'arcipelago viene fortificato in due tempi, intorno agli anni fine anni 60 del 700 e intorno al 1805. E poco prima, nel 1792-93, in occasione dell'attacco della flotta francese con Napoleone Bonaparte contro l'arcipelago della Maddalena. E queste sono le prime vere fortificazioni nell'Alta Gallura, che daranno luogo, appunto, consentiranno il popolamento della costa. Sempre in quel periodo rinasce Terranova, che poi nel XX secolo verrà ripristinato il suo nome di Olbia. Tutti i centri, quindi anche Budoni, Loiri, Porto, San Paolo, Golfaranci, eccetera, per non parlare poi dei centri abitati della Costa Smeralda, ancora più recenti, dopo la seconda guerra mondiale. Quindi, ripeto, non c'è richiesta di torri costiere, quindi non ne vengono edificate. I vari progettisti, il Camos nel 1572, il De Moncada nel 1580, poi i vari progettisti piemontesi proporranno una costruzione di torri anche nella parte della Gallura che va da Santa Teresa Gallura a Posada, ma nessuna di queste verrà costruita. C'è un progetto per fare una torre a Portocervo negli anni 60, viene anche iniziata, poi dopo l'occupazione appunto delle isole intermedie dell'arcipelago da parte dei Sabaudi, i finanziamenti, i soldi che dovevano essere destinati al completamento di questa torre vengono destinati alla costruzione di un forte nell'isola di Santo Stefano, un forte conosciuto come Torre di Santo Stefano, e quindi non verrà costruita nessun'altra torre. Bisognerà aspettare agli anni 80 del 1800, quando verrà costruito tutto il sistema di forti dell'ormai Regno d'Italia, che completeranno il sistema di difesa tra la Sardegna e l'arcipelago della Maddalena. Le successive fortificazioni nell'Alta Gallura saranno quelle della seconda guerra mondiale. Quindi adesso, ripeto, non ci sono torri costiere, arriviamo a Posada e
nel porto della Caletta, che era un porto conosciuto già in epoca medievale come San Giovanni de Porto Nuovo, verrà costruita la torre di San Giovanni della Caletta, che questa vedete qui, una torre speculatoria di semplice guardia. E così anche una torre di semplice guardia, la torre di Santa Lucia di Siniscola. Anche questo è un porto medievale, anche questo continua a essere utilizzato come embarcadero, viene detto nei documenti di epoca spagnola, però questa torre ha una caratteristica. Questa che vediamo qui non è la torre di epoca spagnola, ma è la torre costruita dai piemontesi. La torre di Santa Lucia verrà demolita del tutto e il moncone rimanente verrà ampliato. Verrà costruita una torre di diametro più grande, che è questa qua. È una torre che si capisce che è l'impianto piemontese per la presenza di questa parte, nella parte rivolta verso terra, verso l'entroterra, e questa è detta a spalamento. Sopra qui ci stava un tetto a forma di semicerchio che copriva parte della terrazza. In direzione verso il mare ci sono le 3 cannoniere, quindi verso il mare c'erano le cannoniere dove puntavano i cannoni, mentre verso l'entroterra questo muro dove si aprivano delle caditoie per la difesa in caso di attacco, con anche un secondo piano. Vedete qua un secondo piano con delle feritoie per il fuoco di fucileria. Quindi questo è per il bombardamento dall'alto con le speciali, come ho già accennato la scorsa volta, con le speciali cannoni dette petriere, che erano dei piccoli archibugi, piccole spingarde, piccole cannoncini, che avevano la caratteristica di poter sparare verso il basso, perché la bocca veniva tappata, veniva prima caricato a polvere, poi messa la palla. No, non era caricato a palle, ma era caricato a monafel, ci mettevano pietre, pezzi di metallo, ferro, chiodi, pezzi di vetro, bottiglie rotte, eccetera. Poi la bocca veniva tappata con una specie di tappo di insughero o in legno, messa la miccia, puntato verso il basso, e si faceva fuoco, ed era un'arma, diciamo, contro gli singoli attaccanti, che venivano devastati con appunto questo sparo di chiodi, di pietre, scusi, forse veniva chiamata carica a mitraglia. A mitraglia, sì. Vero. A mitraglia, però il cannoncino veniva chiamato petriera. Adesso facciamo un altro salto, perché da Posada, da Siniscola, Siniscola, tutta la zona del golfo di Orosei non era fortificato, era fortificata la città di Orosei, era cinta da mura, qui non le ho messe, e saltiamo a Santa Maria Navarrese. Quindi siamo in Ogliastra, questa è una torre de armas, una torre dotata di cannoni, di impianto, è stata riutilizzata, quindi è diventata anche questa una caserma. Non si nota, c'è la presenza della scala, la presenza del fatto che alcune di queste cannoniere sono state allargate e trasformate in finestre. Anche questa è una torre della seconda metà del 500, della metà del 600. Avanti. Arriviamo ad Arbatax. Questa è la torre San Miguel di Arbatax, d'Arbatasso.
è stata riutilizzata come caserma dalle guardie di finanza, quindi vedete hanno aggiunto la scala. Probabilmente questo non è l'ingresso originario, l'ingresso originario dovrebbe essere questo qui. Hanno aperto ulteriori finestre, dentro la torre è stata un po' rivisitata, è stata con muri, chiaramente erano cinquecenteschi, doveva servire per difendere il porto di Tortolì, che già dall'epoca chiamata di Arbatas. Questa è conosciuta già nei primi, esisteva già nel 1572, 1580, 85 eccetera. È una delle prime torri costruite appositamente per la difesa del porto. Saltiamo nel promontorio di Tortolì, dove siamo nella parte sud, quindi nel promontorio di Tortolì c'erano 3 torri, una a nord nel porto di Arbatax, una a sud che è questa qui, la torre San Gemiliano, detta anche del Zacurro, e poi una a est, la torre Santa Marina, che non esiste più perché oggi c'è, sopra è stato costruito nel 1800 il faro di Bella Vista. Vediamo la torre, questa non è una torre, è una torre di semplice avvistamento, perché è anche a vista con la torre di Arbatax, scusate, la torre di Barisardo, la torre di Bari, che è più a sud. Anche questa, come si vede dal fatto che c'è una scala in muratura, è stata riutilizzata, quindi come caserma, sino anche nel recente passato, sino agli anni 50-60 del Novecento. Quindi anche la parte superiore, vedete, è stata murata, qui si vede la parte rivolta verso terra, quelle erano delle bertesche, qui se ne nota una, ancora più o meno in piedi, questa invece è stata murata, trasformata in finestra, è stata tamponata e trasformata in finestra. Questa era una torre di arma soldata ai cannoni, in collegamento visivo appunto con la torre di San Gemiliano, ma non c'è nessuna torre invece a sud. A sud c'è un tratto di costa, caposferra a cavallo, eccetera, sino alla marina intertina che sono privi di torri, però c'erano dei punti cosiddette guardie morte che trasmettevano il segnale ed erano in punti tipo a caposferra a cavallo che non erano facilmente raggiungibili dal mare, quindi potevano essere mandate delle guardie, dei torrieri, e stare in punti non fortificati, e dobbiamo anche accelerare perché sta passando l'ora. Torre di San Giovanni in Saralà, costruita, come ho messo qui, nel 1794, e costruita quindi su progetto di un ingegnere militare piemontese, ed è una delle ultime torri costiere costruite in Sardegna, insieme a quella di Capofrasca che abbiamo visto l'altra volta e a quella successiva ancora di Murtas. Questa torre venne riutilizzata durante la seconda guerra mondiale, furono aperte queste finestre, è stato aperto questo ingresso dal basso per accedere alla cisterna. Dentro ci sono delle parti che non sono chiaramente di impianto, l'hanno restaurata e l'hanno lasciata come l'hanno trovata. Comunque si legge ancora la parte. Questa torre venne attaccata nel 1812. Il difensore dell'Al-Qaeda era Fisiomelis, che fu insignito dalla medaglia d'oro perché riuscì. Sant'Antioco quello. Prego? Fisiomelis è Sant'Antioco. Fisiomelis Alagna.
Avevo sbagliato, sì. Cioè, Sant'Antioco, sì, è vero. Quello di l'attacco alla Guardia su Pisu, sì, Esatto. al forte. Non mi ricordo il nome dell'arca. Attaccato da chi? Prego? Da una flotta di barbareschi, sì. Attaccano varie torri. Uno delle ultime razzie di Sardi, Sì, vero? sì. Attaccano prima le torri della costa orientale, Tartenia, attaccano la torre di 10 cavalli. Sì, 10 cavalli, quella dell'isola Serpentara, e poi girano, fanno attorno e attaccano Sant'Antioco. Lì c'è a Sant'Antioco, non ho messo la torre per un forte piemontese, ma la storia c'è in quel libro che si può scaricare gratuitamente. Venne attaccato Efisio Meli Salagna insieme a un gruppo di pochi soldati. Resiste per lungo Sì, tempo. resiste all'attacco. Però morirà. Sì, praticamente si fanno ammazzare sul posto, però questa difesa estrema, tra l'altro il forte non era stato neppure completato, c'era anche quel problema, e l'attacco fu possibile anche grazie a un rinnegato sardo che conosceva i luoghi e quindi sapeva come attaccare il forte. Vabbè, mi dilungo troppo perché mi sa che ci sarà bisogno di una terza puntata. Eccola qua, Torre di Murtas, anche questa costruita alla fine negli anni 90 del Settecento, sempre su quel modello, costruita perché la zona era conosciuta dai barbareschi che utilizzavano una piccola insenatura per fare base. Infatti il nuraghe che c'è vicino è chiamato nuraghe de Moros ed è chiamato così anche nel 1700. Nella relazione dice a fianco al nuraghe è chiamato in quel modo, bisogna costruire una torre costiera come vogliono gli abitanti del Sarrabus, cioè gli abitanti di Virapuzzu, Ravere e San Vito. Torre di San Lorenzo che è dentro il poligono, torre Motta che è intermedia tra la torre San Lorenzo e quella successiva di Portocorallo. Queste sono tutte torri semplicemente di guardia per appunto la trasmissione del segnale. Questa è chiamata torre dei 10 squadus, cioè dei 10 cavalli, o torre della puerta, della porta, perché a sud si trova in territorio a sud di Muravera. C'era un muro che tagliava dalla spiaggia, tagliava il passaggio, quindi non si poteva attaccare Muravera da sud, quindi un muro lungo adesso è stato demolito. La vecchia 125 non passava dove passa adesso, ma passava qui dentro. Era protetta da una serie di Quindi c'era questa porta, al di là c'era un piccolo fortino, praticamente un quadrilatero, dove stava la guarnigione e ci stavano 10 cavalli appunto. Sopra la porta fu costruita la torre vera e propria, una torre di semplice avvistamento per dare la guardia. Teniamo conto che se noi guardiamo dall'alto la costa, c'è un sistema di canali che fanno capo alla foce del fiume Frumendosa e questo serviva come sistema antisbarco. La torre delle saline, questa è uno schifo di restauro, l'hanno praticamente ricostruita. La torre in origine aveva questa forma, ecco qua. Però c'è un altro problema, questa che vediamo non è la torre originale. Questa torre è stata ricostruita nel 1800, 1870, 1880 dal proprietario delle saline e della peschiera di Ferragi. Perché questa è segnalata già distrutta nel... No, ma dico, perché farla in quel periodo quando ormai le corse erano finite? Perché non serviva per quello,
Vabbè, per cosa? Serviva per evitare i furti il furto del pesce nelle saglie di Ferrari. Per uso personale. Sì, sì. È equivalente ad alcune torri che vengono costruite dagli appaltatori, per esempio dalle tonnare. Sì, classico. Torri di Piscini, sì. torri Porto Scusa, eccetera. Questo fa la stessa cosa, però il problema non è più l'attacco dei barbaresi, ma è proprio il furto del pesce. Dunque quello originale era troppo corto. Era tonda perché lo dicono i documenti. Infatti, prima questa veniva segnata come l'unica torre di pianta quadrata, invece è successiva. Perché per 100 anni i documenti dicono la torre è distrutta, bisogna ricostruirla. C'è la richiesta per ricostruire, poi i soldi vengono dirottati a farne un'altra. Dato viene utilizzata poco e va in decadenza. Questa è la torre detta di Capoferrato, in realtà si trova sul Monteferru, a 300 metri di quota. È una torre di semplice avvistamento, molto carina, molto bella, il trekking, però la torre è bella intatta. Sì. Insomma, che entrata con la scala. Torre Calapiras, questa è una foto recente, hanno tappato su questa è una delle 7 torri che furono in parte parzialmente demolite da un terremoto che ci fu nel 1616. Se voi andate nella sagrestia della cattedrale viene ricordato il terremoto di Quirino, pare che sia un vulcano sottomarino che c'è tra la Sardegna e la Sicilia. Stavo dicendo, questa è una delle torri che furono danneggiate da un terremoto nel 1616. Le altre sono questa, se non sbaglio quella di Cala Regina. Ma prima ancora questa torre fu coinvolta in uno scandalo che c'era stato. Si scoprì che il costruttore invece di utilizzare la malta di calce nella costruzione aveva utilizzato fango, per cui quando il direttore dei lavori, il sovrastante, venne in visita, scoprì che dopo un nubifragio che c'era stato, la torre era crollata in parte. Ci fu tutta un'inchiesta, deferimento, eccetera, eccetera. L'incarico venne tolto dal progettista, venne rifinanziato la costruzione della torre, però il vecchio progettista doveva avere degli agganci, diciamo così, per cui successivamente ebbe nuovamente incarichi di costruzione di torri. La torre dell'isola di Serpentara è intitolata San Luigi, San Luigi di Serpentara, anche questa riutilizzata dopo l'isola di Serpentara è lontana qualche chilometro dall'isola. Sullo sfondo vediamo il promontorio di Capo Carbonara, dove ci sono ben 5 torri. Torre di Porto Giunco, torre di semplice avvistamento, non è più così, l'hanno fatto un restauro, è diventata nuova. Io ho potuto vederla diversi anni fa, l'ho vista nell'89, nel video l'ho fatto nell'89. La torre dell'isola dei Cavoli, la torre, questa parte, è stata inglobata nel faro. Questa invece era una torre de armas, una torre dotata di cannoni, come quella di Serpentara, come quella di Calapira. La fortezza vecchia. La fortezza vecchia domina il porto moderno, il vecchio porto era qui. Questa ha un primo impianto triangolare con una
un rivellino cosiddetto, dove venivano messi, dove i pescatori di Capo Carbonara riparavano le navi in difesa. In seguito, nella seconda metà del Settecento, la torre, che appunto era di impianto triangolare, viene ampliata e vengono aggiunti questi piccoli bastioni. Questa punta qua, questa e quest'altra. Quindi diventa una torre de armas. Quando sia stata costruita non si sa esattamente. Viene citata, potrebbe essere di impianto medievale, perché ha una conformazione strana, molto strana, ripeto, è triangolare. Potrebbe essere dalla seconda metà del 500, compare per la prima volta nel 1580. Compare anche nella carta di Rocco Capellino, che è degli anni 70 del 500, però non c'è il nome, quindi potrebbe... È interessante come viene ampliata appunto nel 700. Ho sbagliato. Torre Capoboi è l'unica che ha l'ingresso rivolto verso il mare. Veniva solitamente sconsigliato avere l'ingresso verso il mare per due motivi. Il primo è che c'era il rischio che chi attaccava dal mare potesse utilizzare l'ingresso, la porta come mirino, cioè potevano sparare verso l'ingresso e quindi colpire i torrieri. E in secondo luogo le luci interne, il caminetto, le candele dei torrieri potevano essere, se la porta veniva dimenticata aperta, poteva diventare un faro, quindi un riferimento ottico per chi veniva dal mare. E quindi c'era la possibilità di favorire gli attacchi o comunque l'avvicinamento degli attaccanti alla riva. Però questa torre è situata sopra un promontorio che si trova in intermedio tra il porto di Solanas, che difendeva, e quello del porto Sarugi. È uno sbaglio quindi quello. Prego? È stato uno sbaglio. Che cosa? No, è fatto apposta perché la collina è messa su un pendio e quindi da questo lato si domina facilmente la torre. Quindi se avessero avuto l'ingresso da questo lato, eventuali attaccanti che riuscivano a sfuggire entrando dal porto di Solanas, quindi salendo su eccetera, potevano riuscire a salire sì nella torre. La torre delle stelle, detta in realtà torre di Sufenugu o torre di Capovacca, quindi c'era Capoboi e Capovacca, poi chiamata torre del Finocchio, e in epoca moderna, negli anni 60, quando è stato fondato il centro abitato, il villaggio turistico Torre delle Stelle, appunto Torre delle Stelle, era come tutte quelle che ci sono da Capoboi in poi, sono tutte torri di semplice avvistamento. Questa doveva guardare la zona di Geremeas, mentre quelle di Capoboi guarda sia Solanas che dall'altra parte Porto Sarugi, quindi le varie calette che non si possono vedere da Capo Carbonara e che potevano costituire delle piccole delle insenature dove si infilavano le barche e le galere corsare e dove attendevano il passaggio delle navi commerciali che da Cagliari andavano o verso la penisola, Sicilia, però seguendo una rotta di cabotaggio, quindi lungo la costa. La torre di Cala Regina vista dal mare, questa si vede bene all'interno il riutilizzo come punto di guardia durante la seconda guerra mondiale. Saltiamo
i ruderi della torre di Smortorius, torre di piccole dimensioni come questa è la torre di Foggi. Saltiamo la torre di Sant'Andrea che non esiste più perché è stata demolita, esisteva sino agli anni 60, poi l'hanno demolita e sopra ci hanno fatto una casa al mare. Così come la torre di Smortorius venne demolita perché nella torre di Smortorius, nella zona, è stata costruita una serie di batterie costiere della Marina, la batteria di Carlo Faldi. Sì. E siccome la torre era lungo la linea del tiro dei cannoni, l'hanno proprio abbassata alle fondazioni, demolita completamente e probabilmente la pietra l'hanno utilizzata per costruire vari bunker. E Sant'Andrea come si giustifica la demolizione? Allora ci sono le foto degli anni 60, Infatti, il proprietario, e la sovrintendenza non è intervenuta. la sovrintendenza interviene se qualcuno fa la spia. Anche la torre Calaregina per esempio è dentro la proprietà privata. Quale? La torre Calaregina, per entrare ci sono entrato nel 93-94. Devi scavalcare adesso. No, avevamo chiesto facevo parte di un'associazione culturale, avevamo chiesto il permesso al proprietario che era un dottor Corda, universitario, un pezzo grosso dell'università della facoltà di medicina. La torre Carcangiolas com'era, questa torre venne riutilizzata, una torre di semplice avvistamento messa lungo la costa. Teniamo conto che tutta la zona del Poetto, tra il Poetto e il centro abitati dell'interno c'è tutta la fascia degli stagni, l'attuale zona delle saline più il Molentagius, che è una difesa naturale. Però ci sono 3 punti dove si può superare lo stagno. Uno è in corrispondenza di un fiume, l'altro è in corrispondenza del margine rosso, di via fiume di Quartu, l'altro è in corrispondenza di un fiume, adesso è un canale dove passava l'idrovora delle saline a fianco all'ospedale marino, e l'altra è la zona dove oggi c'è Marina Piccola. Questi sono gli unici punti. Ogni punto era dotato di una torre costiera. Quindi qui abbiamo la torre Carcangiolas, come si vede nelle foto degli anni 60, venne riutilizzato come bunker, venne riempito di calcestruzzo e fa parte di un sistema di bunker che sono lì attorno, proprio lungo la viale Poetto. Si vedono 2 bunker nella spiaggia, uno dall'altro lato, e facciamo parte del sistema il cosiddetto fronte a mare di Quartu. Lì gira questo sistema, continua a Quartello dove ci sono altri 3 bunker e poi continua, sale a Sant'Anastasia, tutta la collina, Sibirizzi, poi continua, arriva sino a Ismeris, sino ho detto prima Smortorius Marina. I bunker sono dell'esercito. Ecco com'è adesso. Negli anni 80 è caduta l'erosione del mare da sotto e quindi si è spezzata in due pezzi. Vedete qua, corrisponde a questo. Era caratteristico. Questa parte è invece sommersa al mare, quindi si è fratturata. Ogni tanto si parla di tirarla su, eccetera, eccetera, viene proposta, se ne parla per un paio di settimane, poi scompare e ricompare dopo altri 5 anni. La torre di mezza spiaggia, o detta anche di bocca de rivo, cioè alla foce del fiume. Qui a fianco, la foto è fatta dall'ospedale marino, diciamo così, alle spalle c'è l'ospedale marino. Al di là dell'ospedale marino, tra l'ospedale marino vecchio, la colonia Dux, e l'ospedale marino nuovo, cioè l'ex Hotel Califfo,
se non sbaglio, No. dell'Esit. C'è un canale. Quel canale in realtà era un fiumiciattolo che usciva dallo stagno. Poi quando hanno fatto le saline, quello è diventato il canale di alimentazione con l'acqua di mare delle saline, e c'è l'idrovora. Ai fianchi dell'idrovora c'erano 2 bunker, eccetera. Sono rimasti i bunker, l'idrovora è stata smantellata. Appunto a fianco a quel canale, quel fiume, ho messo la torre di semplice avvistamento, serve appunto per dare l'allarme e basta. La torre successiva è la torre detta del Poet, la torre di Sant'Elia, nel capo Sant'Elia, il bunker, una semplice postazione di avvistamento. Probabilmente io ho visto questa torre quando era ancora così, negli anni 90. Ma questa non è la sella del diavolo, scusi. C'è la sella del diavolo, sì. Siamo nel promontorio di Sant'Elia, sì. Questa è la torre più antica di tutto il sistema perché fu costruita nel 1292. C'è l'iscrizione. C'era l'iscrizione che poi nel 600 venne recuperata, venne portata da chissà chi nella chiesa San Bartolomeo, e lì viene recuperata. Questo dovrebbe essere al museo archeologico. È una torre pisana che è chiamata la linterna del Sant'Elia, perché pare che venisse sopra la torre venisse acceso un fuoco e venisse utilizzata come faro, per evitare che le navi, che semmai arrivavano verso Cagliari di notte, andassero a sbattere, a infrangersi contro il promontorio di Sant'Elia. E più che altro è tutto roccioso. Adesso c'è la spiaggia. Vicino c'è la chiesa, a pochi passi è stata riscoperta, riscavata di recente, di Sant'Elia, detta del Portus Salis o del Monte. È possibile che il Portus Salis fosse dove oggi c'è Marina Piccola. È citata nel 500, viene abbandonata, anche se non è abbastanza chiaro, perché nei documenti tutte le 5 torri che ci sono nel capo Sant'Elia sono tutte chiamate di Sant'Elia. Allora, per distinguere, una è chiamata in un modo, una nell'altro, però non sempre. Ecco qua la torre del Poeto prima dei restauri. Del poeta, di Sant'Elia. No? Della sella del diavolo. È oltre la sella del diavolo, oltre il pomolo della sella. Sì. Quella che ho visto prima è nell'altopiano. Questa è chiamata del Poeto. In realtà il Poeto, cioè il Poet, il pozzetto, ho detto anche Sauche su Tiaulu, è la cisterna romana che c'è tra la torre pisana e la chiesa di Sant'Elia. Questa non si pensa a salvarla. Hanno già fatto il restauro, ma l'hanno restaurata a rudere. Cioè? Per parte. Hanno Ci sono 2 tipi di consolidato la restauro. parte che Il restauro a rudere, nel senso che si lascia l'edificio com'è, oppure c'è il restauro di conservazione e di ricostruzione, che non si utilizza più. Per esempio il castello di San Michele, a parte le boiate che hanno fatto, l'hanno restaurato a rudere e sopra ci hanno messo quell'affare metallico, quello scafandro terribile, per cui sembra una scultura. Questa è già restaurata? Questa è stata restaurata, questa foto è fatta prima del restauro. Ah, prima? Sì, per adesso hanno messo anche dentro una serie di chiavi metalliche, per evitare il crollo? per evitare che si spezzi ulteriormente, perché è crollata, perché da questo lato c'è stato il crollo della collina, c'è proprio un cedimento, e quindi la torre si è aperta, semplicemente è spaccata. E quando è successo questo cedimento? Non glielo so dire. La torre di Calamosca, dove dobbiamo distinguere almeno tre impianti.
La torre detta di San Salvatore di San Giovanni, che era una torre di semplice avvistamento che corrisponde alle fondazioni che ci sono qua. Poi nel 1636 un comandante francese attacca Oristano, attacca prima le torri dell'Asinara, poi attacca Oristano, l'ammiraglio Dancourt. Lì c'è la torre costiera di Oristano, l'ho detto la scorsa volta, attacca il giorno di Carnevale. I torrieri erano andati a vedere la Sartiglia, che esisteva già come festa perché esisteva almeno dal 1540, il comandante era andato lì, c'erano rimasti 2 torrieri, quando hanno visto la flotta arrivare, invece di dare l'allarme erano scappati e non hanno dato l'allarme, per cui i francesi hanno potuto attaccare Oristano mentre gli oristanesi erano intenti nella festa. Ci stanno un mese, saccheggiano la città, eccetera eccetera. In occasione proprio per quella attacco che poteva essere facilmente respinto, il regno si allarma e a Cagliari ne approfittano dice, non abbiamo fortificazioni nella costa, e quindi vengono chiamati alcuni ingegneri militari spagnoli, qualcuno italiano, e decidono di fortificare questa torre, che diventa, da allora viene chiamata Calamoscas de Armas, cioè armata ai cannoni, che corrisponde a questo primo pezzo sino a questa quota. Naturalmente questo parapetto non era così, ci dovevano essere in mezzo le cannoniere. Nella seconda metà del Settecento non basta più questa torre, e tutto attorno viene costruito questo edificio che è il forte di Sant'Elia, quindi diventa il Fuerte Real de Sant'Elia, anche questo si chiama Sant'Elia. Nel 1800 viene costruita questa struttura che diventa e qui sopra c'era un albero, una struttura che è chiamata l'albero dei segnali. Questa struttura doveva servire per qui diventa un'abitazione, doveva servire per segnalare l'arrivo delle navi nel porto con un sistema di bandiere, quindi segnalava alle autorità del porto di Cagliari perché la torre non serve più come fortezza, perché i cannoni vengono messi nella base. Se voi andate all'interno vedete ancora le feritoie fuciliere. Qui di fronte c'era, adesso è scomparso, oltre alla porta c'era il ponte levatoio, c'era un fossato. I resti del fossato si possono vedere dall'altra parte. Se voi andate, qui vedete si vede un pezzo c'è il radar. Al di là del radar, sotto noterete che c'è uno scavo nella roccia, e il fossato domenica non l'abbiamo visto, domenica scorsa non l'abbiamo visto, abbiamo fatto un giro con amici, c'è il fossato settecentesco, così come il forte Sant'Ignazio c'ha il fossato tutto attorno. Quindi siccome i cannoni erano giù, possono fare qui sopra questa struttura. Dicevo, c'era un albero in legno con una serie di bandiere che segnalavano l'arrivo e la nazionalità e il tipo di nave che stava arrivando verso Cagliari. A seconda della nazionalità della nave, se si sapeva che nel porto di partenza c'era un'epidemia, la nave veniva dirottata a forza nel lazzaretto per fare la quarantena, o comunque veniva segnato in anticipo la nazionalità della nave, anche poteva essere di uno stato in quel momento nemico del regno di Sardegna. E quindi
Nel 1800, se non sbaglio, 59 viene costruita il faro, che oggi è automatico. Nel 859 se non sbaglio. 1800? 800, sì. Viene addossato un altro edificio e sopra viene costruito il faro. Questa struttura, la torre Calamosca e il faro sono ancora di proprietà della Marina Militare. Per entrare ho chiesto il permesso, ormai il faro, quando eravamo entrati noi nel 94-95, qui avevamo trovato un militare che ci aveva aperto. Adesso ci vivono 3 famiglie che non se ne vanno più via. Ah. Per la cronaca. Esatto, hanno un bel panorama. L'ultima struttura militare che hanno fatto hanno messo il radar, cioè dalla finestra serve per tenere sotto controllo tutta la parte meridionale del Mediterraneo. E questa è l'ultima, la torre di Santo Stefano, del Lazzaretto, della Traiola, di Cala Bernat, di San Bernardo, eccetera. Una semplice torre di avvistamento che serve però per guardare le 2 spiaggette che ci sono sotto. Una è la spiaggetta del borgo di Sant'Elia, l'altra è la spiaggetta dove c'è il ristorante allo Scoglio. Ah, quindi questa che si chiama del Prezzemolo? Sì, Noti Super Gusemini, sì. C'è una marea di nomi. E Cala Bernat perché Cala Bernardo, perché o di San Bernardo, perché c'è la leggenda di un tale Bernardo detto Scovas de Fogo. Bernardo, ma visto Scovas de Fogo. Hai visto Bernardo chiamato Scoppe di Forno? Deve essere un'antica leggenda perché Cala Bernat è il nome che viene dato all'inizio del 1600. E con questa chiudiamo.